Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella a Crotone per visitare i feriti e per rendere omaggio alle vittime del naufragio sulle coste calabresi. Ci sono tantissime bare nel Palazzo dello Sport di Crotone. Vediamo l'arrivo del Presidente della Repubblica. Ci sono stati applausi dalla folla, ma anche qualcuno che ha detto che questa strage si poteva evitare. E infatti infuriano le polemiche su soccorsi che secondo il centro-sinistra, secondo l'opposizione, non sono stati ordinati in tempo utile per i ritardi che non sono valsi a salvare la vita di 67 persone che sono morte in questo naufragio, tra di loro anche molti bambini. Qui è il Presidente della Repubblica che entra nel Palasport, nell'ospedale San Giovanni di Dio, perché prima è andato a trovare i molti feriti. Ci sono stati dei superstiti. Prima di arrivare alla cronaca del Veneto e del Nord-Est, vediamo una dichiarazione di Luca Zaia. Una giornata importante per l'autonomia, perché oggi si svolge la conferenza unificata, cioè un passaggio importante sul percorso dell'autonomia, perché si vedono assieme regioni, comuni e ovviamente i governatori in primo luogo, con i sindaci che hanno polemizzato negli ultimi giorni, ma che pare abbiano trovato un accordo. Sentiamo il Presidente. Si procede bene, questo governo ha fatto quello che gli altri non hanno fatto in 5 anni. Si va avanti nel rispetto della Costituzione e ovviamente pensando che questo processo non sia un processo che divide o mette nei guai qualcuno, ma bensì porta avanti un progetto che porterà del bene a tutti i cittadini. Sul ripristino delle province cosa pensate? Io sono assolutamente favorevole, anche da ex Presidente della provincia, al fatto che la carica diventi elettiva, ed è fondamentale visto e considerato che il popolo deve essere sempre protagonista. Passiamo alla cronaca del nostro territorio, la cronaca nera. Ricorderete il caso della donna di Sant'Elena, paese della zona delle Stense, che venne aggredita il 16 febbraio da un uomo che le aveva buttato addosso dell'acido, sfigurandola. Proprio era venuto sotto casa, e i carabinieri hanno arrestato il presunto responsabile, e cioè l'ex marito Stefano Pellegrini. Ci dice tutto in diretta Guido Barbato. A te la linea, Guido. Preparati, ti do io il video. Va bene, dammelo tu. Vai. Allora, buongiorno da Padova. Si è arrivati a un arresto legato a questo fatto di cronaca che ha molto colpito nelle scorse settimane, perché c'è andata di mezzo, come sempre succede, una donna, l'aggressione al volto con dell'acido da parte di un uomo. Secondo le indagini che vengono portate avanti dalla Procura di Rovigo, delegate ai Carabinieri di Padova e di Este, è indagato per una serie di reati che adesso vi racconterò l'ex compagno della donna. I fatti sono accaduti il 16 febbraio sotto l'abitazione della signora a Sant'Elena, piccolo comune della zona delle Stense padovano. La donna è stata aggredita alle spalle mentre ritornava a casa e in parte sfregiata con dell'acido muriatico. Quasi di sicuro le indagini stanno appunto rivelando che chi ha compiuto questo gesto ha usato dell'acido muriatico. Si tratterebbe dell'ex marito della donna, Stefano Pellegrini, operaio disoccupato, e che è stato messo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso l'abitazione della madre a Solesino, abitazione che condivideva appunto da un po' di tempo. Il movente sembra che si possa ricondurre al fatto che la donna aggredita avesse comunicato all'ex marito che da Natale aveva una relazione con un altro uomo, e questo ha scatenato appunto
vendetta, chiamiamola così, perché l'uomo ora è accusato di lesioni permanenti al viso e deformazione dell'aspetto, un reato che è stato introdotto dal codice rosso, ovvero da quella serie di norme che regolano e che puniscono i reati di genere, e in questo caso è prevista una pena dagli 8 ai 14 anni qualora il giudice dovesse ritenere colpevole di questo reato il Pellegrini, dagli 8 ai 14 anni di reclusione con l'aumento di un terzo della pena se venisse anche riconosciuta la premeditazione, quindi potrebbero essere davvero molti anni di carcere, ma vedremo poi come andrà a finire insomma tutta la fase processuale di questa vicenda. L'uomo è accusato anche del reato di stalking o comunque di persecuzione e anche del furto con strappo, chiedo scusa, con scippo, perché si è impadronito dello smartphone della sua ex moglie, smartphone che ha fatto ritrovare ai carabinieri nei giorni scorsi in un fosso vicino al luogo dell'aggressione. Altro particolare, Stefano Pellegrini è reo confesso nel suo reato, prima ha affermato le sue colpe davanti al personale inquirente e poi lo ha fatto davanti al giudice di Rovigo, il dottore appunto della procura di Rovigo, la dottoressa Rizzo. Andiamo a sentire allora il nostro primo contributo filmato, che appunto sono un po' le modalità che i carabinieri di Padova, per voce del capo del nucleo operativo, del comandante del nucleo operativo, il capitano Gaetano La Rocca, ci hanno fornito su questo arresto, che sembra dare insomma una immagine un po' più chiara su come sono andati i fatti quella sera del 16 febbraio a Sant'Elena. Sentiamo insieme il contributo. Colonnello, la persona quindi ha confessato il reato? Sì, come ho già detto, l'evento del 16 febbraio a Sant'Elena è stato fin da subito centrale nella nostra attività investigativa. Abbiamo dedicato tutte le nostre risorse ad investigare su questo caso. I nostri sospetti, anche grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, si sono subito indirizzati verso una persona alla quale la vittima stessa era stata legata da una relazione sentimentale finita da qualche anno. La vittima però non aveva riconosciuto in modo preciso e puntuale il suo aggressore. Ovviamente noi abbiamo fatto degli accertamenti coordinando tutte le nostre articolazioni investigative, partendo dalla stazione dei carabinieri di Solesino, passando per il nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Este, per finire al nucleo investigativo del reparto operativo, che materialmente poi ha condotto tutta la parte relativa agli accertamenti tecnici e al repertamento sulla scena criminis. Abbiamo collezionato una serie di elementi a carico del presunto autore, fin quando questi, che nel frattempo aveva anche posto in essere una condotta, diciamo, volta un po' a sviare le indagini sul suo conto, aveva anche riferito del rinvenimento di alcuni scritti, uno sulla sua autovettura, l'altro sulla cassetta delle lettere della sua abitazione, che facevano riferimento a responsabilità di terzi. Poi il 25 febbraio, convocato in caserma per l'ennesima volta, ha ammesso le proprie responsabilità, dapprima informalmente davanti ai militari e poi formalizzandole in un atto durante un interrogatorio davanti al magistrato, sempre il sabato scorso. Quindi anche quegli alibi che aveva fornito della presenza a casa quella sera in compagnia della madre a guardare la TV non hanno più retto? No, lui ha ammesso le sue responsabilità, fra l'altro, e questo è un elemento molto importante, ha fatto anche ritrovare lo smartphone che era stato sottratto alla vittima durante le fasi dell'aggressione ed è stato poi su sua indicazione rinvenuto in un fossato poco distante dal luogo dell'aggressione. L'incendio dell'auto della signora poi è emerso in qualche modo? Questo è un evento al momento sul quale non commentiamo. Dimmi tu. Allora i carabinieri hanno anche fatto sapere che a casa dell'arrestato di Stefano Pellegrini, arrestato come detto sarà ai domiciliari con braccialetto elettronico, hanno trovato il cappuccio del giubbotto che indossava la donna che avrebbe aggredito quella sera, anche altri indumenti con alcune macchie causate quasi di sicuro dall'acido muriatico. Stefano Pellegrini in maniera così un po' discrezionale davanti agli investigatori
genitori e al giudice che sta indagando su questo fatto, è apparso in stato di prostrazione psicologica. Andiamo a sentire che cosa aveva detto ai nostri microfoni pochi giorni dopo questo fatto avvenuto, appunto, come vi dicevo, il 16 febbraio scorso. Possiamo fare solo una domanda solo. Guardi, no, solo perché ci sono dei pregiudizi nei suoi confronti, ci dica solo questo. Lei non può più dire niente? Sì. Perché ci sono le indagini? Vuole chiedere qualcosa alla sua ex moglie, non so, al figlio? Beh, che mi dispiace, quello sì. Spero stia bene, anche se lei non mi vuol parlare e basta. Lei è innocente. Penso che sia non logico, ma una cosa del genere. Era a casa giovedì sera? Sì, era a casa. Mi dispiace, non posso parlare, ma non perché non voglio o per cosa, ma ripeto, la sua domanda dispiace moltissimo. Spero lei stia bene, perché sicuramente mi odia, perché lei pensa che possa essere stato io, quindi io le auguro che stia bene, basta. Ha fiducia nella giustizia, le chiedo solo. Spero di sì. Spero di sì. Sì. A suo figlio una cosa? Vuole dire qualcosa a suo figlio? Che stia tranquillo. Come detto, Stefano Pellegrini sabato 25 ha ammesso le sue responsabilità davanti agli inquirenti e al giudice e al pubblico ministero della Procura di Rovigo, dottoressa Rizzo. Altri particolari che sono emersi dalla conferenza stampa dei Carabinieri, nel quale è stato appunto annunciato il suo arresto ai domiciliari, è anche quello che ha tentato con 2 lettere scritte a mano di sviare le indagini, in cui praticamente si autoscagionava. Queste lettere sono state fatte trovare ai Carabinieri sul parabrezza della sua auto e nella buca delle lettere. Comunque ribadisco, dovrà al momento rimanere ai domiciliari con braccialetto elettronico e questa brutta storia di un'aggressione davvero drammatica ai danni di una ex moglie sta prendendo probabilmente la piega che doveva prendere. Da Padova direi che è tutto e vi restituirei la linea. Grazie molte a Guido Barbatto, davvero un'intervista esclusiva di Valentina Visentin, all'uomo che oggi ha confessato e si vedeva, si notava, no? Almeno chi ha l'occhio allenato come lo hanno i cronisti, aveva capito che c'era qualcosa in quell'intervista che denotava proprio una responsabilità inconfessata fino a quel momento. Si aggrava la posizione di una donna che è ritenuta responsabile di una strage avvenuta a San Martino dei Lupari, ha aggredito i genitori, era morta la mamma e oggi purtroppo è morto anche Giorgio Miatello, il padre, che avrebbe dovuto testimoniare proprio oggi davanti al magistrato. Vediamo. Giorgio Miatello, 89 anni, unico sopravvissuto al massacro avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 dicembre nella sua abitazione di San Martino di Lupari, era l'unico testimone oculare, a detta della procura, dell'omicidio della moglie Maria Angela Sarto, di 84 anni. Quella notte l'anziano subì anche un tentato omicidio. Per questi reati è indagata la figlia dei 2 anziani coniugi, la 51enne Diletta Miatello, che ora potrebbe ritrovarsi indagata di duplice omicidio. Giorgio Miatello, dopo quel tragico fatto, venne ricoverato per lungo tempo in terapia intensiva, fino al 31 gennaio, quando venne trasferito in una struttura privata a Campo San Piero. È lì che è mancato martedì. Il medico legale, su ordine del pubblico ministero, effettuerà l'autopsia sul corpo dell'anziano, che, come detto, era il testimone chiave del processo alla figlia. Proprio oggi la procura ne avrebbe raccolto la deposizione presso la casa di cura. Ieri è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Maria Luisa Surico, l'albergatrice di Avano Terme trovata morta, ma si tratta ancora di un giallo. Vediamo.
Esami anche sulle impronte digitali di Maria Lidia Surico, che saranno comparati con quelle lasciate sulla pistola calibro 9 trovata sul letto e regolarmente detenuta dal compagno nella cassaforte di casa. Continuano le indagini della procura sulla morte dell'albergatrice 48enne di Abano Terme, trovata senza vita nella mattinata di venerdì nel mini appartamento dell'hotel che gestiva con il fratello. A ucciderlo un colpo di pistola alla tempia. Se si tratti di un gesto volontario o di omicidio è ancora tutto da chiarire. Gli inquirenti stanno aspettando gli esiti dell'autopsia eseguita nel pomeriggio di ieri, durante la quale sono stati eseguiti anche prelievi organici e biologici. Continuano inoltre le indagini sui tabulati telefonici e i messaggi dello smartphone della donna e sul PC. I carabinieri stanno anche approfondendo le dichiarazioni rilasciate da alcuni testimoni che avrebbero sentito dei rumori, forse un diverbio, provenire dal mini appartamento dove è stato trovato il corpo della donna nella mattinata di venerdì. E quindi molte donne protagoniste di fatti di sangue, ma a loro volta vittime di violenza, continuano i femminicidi, e di donne nel bene e nel male si sta parlando a Mestre, perché di donne si parla di questi tempi anche per quanto riguarda i successi nella politica. Giorgia Meloni premier, Elly Schlein capo dell'opposizione. Ci colleghiamo con Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui nel municipio di Mestre insieme alla Presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano, perché a breve inizierà una conferenza per presentare tutte le iniziative del mese di marzo, il mese della donna, ormai è diventato questo per eccellenza, organizzate dal Comune. Ma con quello che ci preme sottolineare in questo momento, visto che poi delle iniziative si parlerà a breve nella conferenza, è proprio innanzitutto sono proprio tutte le iniziative, tutta l'attenzione che il Comune di Venezia ha dato sempre e continua a dare alla figura femminile, al mondo delle donne, ma come diceva poco fa il direttore, Presidente, anche proprio la presenza di figure politiche femminili come Giorgia Meloni, Elly Schlein, e anche lei stessa, che è una figura femminile importante nel Comune di Venezia. Insomma, può essere che si stia davvero cambiando tendenza? Assolutamente, ritengo che il vento sia cambiato in questo senso e in qualche modo la Premier Meloni ha dato il via a quella auspicata in questi anni parità anche nell'ambito politico. Abbiamo sempre sottolineato quanto nei ruoli apicali le donne non fossero ancora presenti con un numero consistente, e invece in qualche modo è stata aperta la strada a una nuova stagione delle donne. Io ricordo che anche proprio ieri sera Margherita Cassano è stata eletta come prima presidente della Suprema Corte di Cassazione, e questo non può che rendere orgogliosi tutti, non solo il mondo femminile. L'abbiamo ricordato anche nelle nostre iniziative quanto la donna sia un valore aggiunto in tutta la società, è il motore del mondo, quindi noi vogliamo valorizzarla con le nostre iniziative. Io devo doverosamente ringraziare le tante associazioni, istituzioni cittadine che ogni anno con grande dedizione portano all'attenzione della cittadinanza i grandi temi che riguardano proprio le donne, e tra questi temi insomma faremo dei focus anche sulla violenza di genere, che è un tema a noi particolarmente caro. Ecco, siccome lo sappiamo, questa è proprio la mia prossima domanda, visto che la nostra prima edizione qui ha aperto parlando dell'ennesimo uomo che ha aggredito l'ex moglie, i numeri ancora purtroppo non sono buoni. Purtroppo è una piaga sociale, continuiamo a ricordarlo, anche nel nostro centro antiviolenza dall'inizio di questo anno si sono rivolte a noi più di 300 donne, e questo ci fa capire quanto questo problema non solo sia in aumento ma quanto sia sentito. Da un lato le attività di sensibilizzazione probabilmente aiutano le donne a non sentirsi sole, quindi in qualche modo a sentirsi parte di una rete territoriale
che c'è e può aiutarle, dall'altro c'è ancora tantissimo da fare, e la tragedia come quella con cui avete aperto oggi sicuramente è un segnale per cui non dobbiamo mai abbassare la guardia. Ecco, noi abbiamo trattato più volte l'argomento anche insieme con le varie iniziative che poi sono state messe in campo, purtroppo anche con i numeri del centro antiviolenza del Comune che è attivo in tal senso. È un po' cambiata anche la tendenza a denunciare o c'è ancora troppa paura? Allora, la paura è uno dei fattori che frena in qualche modo le donne. Ne abbiamo parlato più volte, le donne alzano dei muri e noi stiamo facendo in modo, anche attraverso le attività del centro antiviolenza, ma anche la sensibilità delle tante associazioni cittadine che su questo tema si spendono molto, stiamo cercando proprio di abbattere quel muro, e devo dire che le donne piano piano prendono più fiducia delle istituzioni e delle reti territoriali e sono più portate a denunciare. Ecco, allora, fondamentale, importantissimo, quando ci si trova in queste situazioni, un messaggio che non smetteremo mai di ripetere è quello di denunciare. Io ringrazio la Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, e restituisco la linea allo studio. Grazie molte Ilaria, grazie molte anche alla Presidente Damiano, e andiamo adesso sempre in diretta a Tezze sul Brenta, perché si svolge l'autopsia oggi sul corpo di Tommaso Fabris, il 17enne che è stato stroncato da una meningite fulminante. Purtroppo un bravo ragazzo, tanti amici, il cordoglio di una intera comunità. Ci colleghiamo con Monica Smiderle, che è in compagnia del sindaco, perché dopo l'autopsia si dovrà decidere la data dei funerali. A te la linea, Monica. Buongiorno a tutti, sono con il sindaco di Tezze sul Brenta, Luigi Pellanda. Buongiorno sindaco. Per parlare della tragedia che ha colpito la comunità di Tezze sul Brenta. Tommaso Fabris, il 17enne di Stroppari, che ha perso la vita a causa di una gravissima forma di meningite, un'infezione da meningococco B, una triste storia che ha profondamente segnato la comunità di Tezze e non solo, sindaco. Un lutto che ha lasciato attonita tutta la comunità di Tezze sul Brenta e non solo. Io ho visto tanti ragazzi in ospedale lunedì, quando sono andato a trovare i genitori, c'erano tutti i compagni di scuola, li abbiamo anche fatti con l'autorizzazione dei sanitari, li abbiamo anche fatti entrare per vedere dal vetro il loro compagno. Dai loro occhi si vedeva la sofferenza e la difficoltà ad accettare questo fatto, questa morte. Di fronte alla morte è una situazione difficile per tutti, se poi si tratta di un ragazzo di 17 anni e per una causa incomprensibile a tutti quanti, la situazione era veramente molto delicata. Ho parlato con il papà, perché la mamma era all'interno della stanza che era lì, che accudiva il figlio, e il papà aveva già detto: io sono pronto a dare il consenso per l'espianto degli organi. La mamma poi lo ha confermato, e ieri, che sono passato di là dalla famiglia, anche il fratello ha detto: mio fratello avrebbe voluto fare così. 6 mi pare siano le persone che possono vivere grazie al dono degli organi di Tommaso. Credo che sia il gesto più generoso che una persona possa fare. Per quanto riguarda il funerale, adesso la procura ha disposto l'autopsia, che dalle mie informazioni, salvo diverse disposizioni, sarà fatta venerdì pomeriggio, e poi si attende il nulla osta per organizzare il funerale e anche la veglia di preghiera, alla quale sicuramente parteciperanno tutti i suoi compagni dello sport e i suoi compagni del liceo da Ponte.
Ricordiamo che domani mattina al Liceo da Ponte si terrà proprio una veglia di preghiera per Tommaso Fabris. La comunità di Tezze si stringerà alla famiglia per l'estremo saluto a Tommaso nella chiesa di Stroppari, il paese dove vive la famiglia Fabris e dove insomma Tommaso è cresciuto. Tantissime le persone che sono state dai genitori a fare le loro condoglianze, a dimostrare la loro vicinanza, le mamme in particolare. Ho visto stamattina anche la mamma qui per il disbrigo delle pratiche amministrative con un dolore composto che mi ha lasciato veramente stupito. Dobbiamo imparare insomma da questa lezione tutti quanti. Ieri abbiamo avuto modo di incontrare la mamma di Tommaso, Emanuela, con il fratello Alessio. Davvero un dolore enorme, ma un dolore molto molto composto. Sono rimasto veramente sorpreso anch'io, non mi sarei veramente aspettato una situazione di questo genere e gli fa solo che onore. La famiglia la conosco, non avevo dubbi sulla loro integrità morale, ma mi ha stupito proprio questo dolore composto della famiglia e mi ha dato una lezione di vita. Sindaco, quando abbiamo incontrato mamma Emanuela, lei ha espresso un desiderio, il desiderio di vedere un campetto da basket. Ricordiamo che la grandissima passione di Tommaso era proprio la pallacanestro. Mamma Emanuela desidererebbe un campetto da basket magari intitolato al figlio. È possibile portare avanti questo desiderio, secondo lei, Sindaco? Sì, oggi tutta la comunità si deve stringere attorno alla famiglia e questa è sicuramente una richiesta che valuteremo e che cercheremo di dare una risposta positiva. Da Tezze sul Brenta è tutto. Ricordiamo che domani sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Tommaso Fabris all'ospedale di Bassano, che al San Bassiano c'è stato anche l'espianto degli organi di Tommaso Fabris destinati a 6 persone, quindi in attesa poi del nulla osta da parte della Procura sarà fissata la data del funerale. Da Tezze è tutto, ringrazio il sindaco Luigi Pellanda, restituisco la linea allo studio. Grazie Monica Smiderle, poi vedremo anche l'intervista esclusiva di Monica Smiderle alla mamma di Tommaso. Ma adesso andiamo subito da Christian Arboit perché parliamo e si parla molto di emergenza siccità, è imminente la nomina di un supercommissario. A te la linea, Christian. Sì, buongiorno direttore, mi trovo in via Orsenigo a Treviso con Simone Merlo. Questa mattina il via e i lavori di un'importante opera di riqualificazione della discarica. Questa sera ne parleremo nel corso dei nostri telegiornali. Presenti l'assessore regionale Bottaccini e anche il sindaco Mario Conte che vedete e con loro affrontiamo 2 temi di estrema attualità. Il primo lo hai enunciato tu direttore, questo decreto siccità che dovrebbe essere imminente e che andrebbe a semplificare tutte le procedure necessarie. È la strada giusta, Assessore? Ma la semplificazione normativa è fondamentale, io lo chiedo dal 2017, altro anno particolarmente siccitoso, e credo che si debba agire su 2 fronti: una semplificazione normativa e quindi mi fa piacere che il governo si stia muovendo in questa direzione, e dall'altra parte per l'immediatezza con la nomina di un commissario che abbia possibilità di derogare anche rispetto ad alcune norme già da subito. Un commissario che diventa fondamentale anche perché in questo paese abbiamo una normativa che è piuttosto chiara. In caso di carenza idrica, dice la normativa, la priorità assoluta è per l'idropotabile, poi c'è tutto il tema dell'agricoltura e tutto il resto viene dopo. Il problema è che in questo paese paradossalmente non esiste un'autorità, un soggetto che abbia la capacità e la forza di poter imporre l'applicazione di questa normativa, e quindi l'unica possibilità è quella di ricorrere ai tribunali con le tempistiche del caso. Per cui se un commissario avesse veramente la possibilità
di far applicare la normativa in caso di carenza idrica credo potrebbe essere un beneficio per tutti, perché quando l'acqua manca la priorità non può che essere quella che è individuata dalla norma di legge. E i dati, i numeri della piovosità in Veneto a nord-est continuano a essere molto preoccupanti. Alle nostre spalle, prima ho chiesto un suggerimento all'assessore, c'è il Cesen innevato, sembra neve fresca, fino a poco fa piovigginava, ma insomma tutto questo non basta. No, è neve fresca perché è nevicato nelle scorse ore, però è altrettanto vero che le temperature sono alte e anche la neve che è caduta nei mesi scorsi si è sciolta in maniera molto rapida e quindi non garantisce un serbatoio naturale per i mesi futuri. Abbiamo registrato peraltro precipitazioni piovose nell'ultimo quadrimestre che sono del 21% inferiori rispetto alla media storica e quindi questo, unito al fatto che partivamo già da una situazione di falde compromesse perché uscivano da una stagione come quella dell'anno scorso particolarmente siccitosa, non fa preannunciare uno scenario particolarmente ottimistico. Questo nel caso in cui non dovesse piovere in maniera importante nei prossimi mesi, ma già nei prossimi giorni non sono previste precipitazioni importanti e di conseguenza bisogna già iniziare ad attrezzarsi da un lato nell'immediatezza, come dicevo prima, per cercare di dare veramente la priorità ai settori che ne hanno più bisogno, e dall'altra con un'attività di semplificazione normativa per mettere a terra quel piano che noi già come Regione abbiamo realizzato e come dice il Presidente Zaia serve un vero e proprio piano Marshall per affrontare questa situazione che mette insieme tutti i piani che sono stati realizzati dalle varie regioni e che poi dopo possano essere declinati in operatività in tempi rapidi, perché con le normative che ci sono attualmente i tempi sarebbero assolutamente lunghissimi. Ecco, in 10 secondi lei dice un modello c'è già, è il modello Vaia. Il modello c'è già, il modello è quello di Vaia. Noi quando è successo Vaia era un'emergenza di protezione civile, in quel caso la norma consente ai commissari di andare in deroga ad alcune leggi, noi abbiamo chiesto la deroga su 17 leggi e grazie a questo siamo riusciti a mettere a terra più o meno 1 miliardo di euro di opere nel giro di 3-4 anni. Questo non sarebbe stato assolutamente possibile se avessimo dovuto rispettare tutte le normative e l'iter burocratico che è previsto in questo Paese. E sfido chiunque a venire nel territorio più colpito, la provincia di Belluno, a verificare con i propri occhi se abbiamo distrutto l'ambiente o se abbiamo realizzato opere per la sicurezza, per la messa in sicurezza del territorio anzi nel pieno rispetto dell'ambiente. Grazie Assessore, grazie davvero all'assessore regionale Giampaolo Bottacin, e dalla semplificazione all'autonomia il passo è brevissimo. Sindaco Mario Conte, lei ieri si è incontrato con i suoi colleghi dell'ANCI, sappiamo che ci sono delle frizioni all'interno dell'ANCI, l'associazione dei comuni, tra sindaci del nord e sindaci del sud proprio sul tema, sull'iter dell'autonomia. In queste ore anche la conferenza delle regioni a Roma con il governatore Zaia. Ecco, a che punto è questa dialettica? Beh, è evidente che ci siano delle sensibilità diverse, sia politiche che geografiche, però questo non ci deve distogliere dall'obiettivo che è quello di migliorare un sistema che oggi fa acqua da tutte le parti, e il mio intervento si basava proprio su questo, nel senso che i sindaci, in particolare quelli del sud, hanno evidenziato tutta una serie di problematiche legate all'attuale sistema, e io ho fatto presente che oggi l'attuale sistema non prevede l'autonomia, e noi siamo convinti che invece una riforma che prevede l'autonomia, tra l'altro già prevista dalla Costituzione, sia sicuramente un elemento migliorativo per il bene degli amministratori e per il bene delle nostre comunità, con una maggiore attenzione e maggiore responsabilità degli amministratori locali nella gestione e nell'investimento delle risorse dei nostri cittadini. Senta, c'è un fattore territoriale, Sindaco, nord-sud, adesso potrebbe esserci anche un fattore politico dopo l'elezione di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Sembra avere una differente idea di autonomia rispetto anche a quella di Bonaccini. Il secondo appello che ho fatto è quello di lasciar perdere le casacche di partito e l'appartenenza geografica delle varie regioni e di guardare soltanto all'obiettivo, nel senso che i sindaci devono limitarsi a valutare se l'autonomia danneggia o meno il ruolo dei sindaci e dei comuni, e io ritengo assolutamente di no, e in più ho evidenziato come i sindaci, in particolar modo del Veneto, hanno ricevuto anche un mandato ben preciso da parte dei cittadini
cittadini, che è quello di lavorare per portare a casa l'autonomia. Ecco Sindaco, in 30 secondi un ultimo flash per aggiornare tutti i nostri telespettatori sul discorso disagio giovanile, baby gang, magari a volte il termine è improprio, comunque in questi giorni ci sono stati diversi episodi anche nelle scuole del Trevigiano, al Palladio, al liceo Da Vinci, insomma lei dice sono pronto a incontrare anche i giovani, non solo i commercianti o gli operatori. Il problema lo evidenziano i giovani con dei comportamenti che sono sbagliati. Ricordo però che la stragrande maggioranza dei giovani invece sono bravi, ci regalano grandissime soddisfazioni in ambito sportivo, sociale, culturale, non dimentichiamoci dei bravi giovani, però è evidente che c'è un problema che va affrontato da comunità, non è di certo un'ordinanza del sindaco o il dispiegamento di forze dell'ordine che risolve il problema, probabilmente lo sposta o lo anticipa, però per risolvere il problema dobbiamo agire da comunità, quindi partendo dai ragazzi, dalle loro famiglie, dalle scuole, le istituzioni devono fare la loro parte e quindi l'invito che faccio è affrontiamo questo tema con grande spirito di responsabilità. Grazie Sindaco Mario Conte. Direttore, con Simone Merlo da via Orsenigo ti restituisco la linea. Grazie molte Cristian Arboit. È molto interessante sapere cosa è successo sul fronte dell'autonomia. I sindaci hanno trovato un po' una quadra nonostante le polemiche scatenate qualche giorno fa dal presidente dell'ANCI nazionale De Caro. Potrebbe essere quindi forse la volta buona per andare avanti senza troppi scossoni. Chiusa questa finestra sulla siccità e sulle ultime dell'autonomia, torniamo a Tommaso Fabris, il 17enne di Tezze sul Brenta, che è morto stroncato da una meningite fulminante. Monica Smidderle ieri è andata a casa Fabris, ha parlato con la mamma di Tommaso, che ha risposto alle sue domande con una grande dignità e una grande compostezza. Vediamo un'intervista esclusiva di Monica Smidderle. Ci sentiamo circondati dall'affetto di tutti e dobbiamo solo ringraziare questa forza che tutti ci infondono attraverso i messaggi social, e quindi siamo orgogliosi di Tommaso prima di tutto e poi di quello che sta facendo. Anche se lui non c'è più, lo sentiamo ogni secondo qua vicino a noi e quindi siamo supportati da questa presenza che sentiamo ogni istante. Tommaso Fabris in questi giorni è entrato davvero nel cuore di tutti. Il suo sorriso, il suo animo buono, l'affetto per la famiglia e gli amici, il suo amore per il basket, tutto questo è Tommy estratto di energia, di voglia di vivere, di determinazione, di forza. Ma tutto questo non è bastato per sconfiggere la malattia, quel maledetto meningococco che l'ha strappato troppo presto ai suoi familiari e agli amici. Tommaso ha lottato con tutte le sue forze fino alla fine. Al suo fianco la mamma Emanuela, il papà Christian, il fratello Alessio. Fuori le veglie di preghiera e la speranza di rivederlo sotto canestro, a fare ancora tanti punti. Già, il canestro, la sua passione, dentro a un palazzetto oppure nel cortile di casa, immancabile il basket nelle sue giornate. Ora il giovane cestista vivrà in altre 5 persone. Gli organi sono stati espiantati nel corso della notte all'ospedale di Bassano da diverse equipe di chirurghi. Insieme con il fratello e il papà abbiamo deciso che la sua volontà sarebbe stata quella di poter donare quello che a lui non serviva più. Lui stesso avrebbe fatto questa scelta e quindi noi siamo solo portavoci della sua volontà, non è la volontà nostra, ma siamo certi che è la sua volontà e non nostra. Tommaso ha fatto canestro nel cuore di tutti. Il suo amore in questi giorni si è propagato a macchia d'olio. Sono innumerevoli le testimonianze di affetto che giungono alla famiglia in queste ore. È un abbraccio senza fine, quello di Tommy, un abbraccio che non finirà mai. Tommaso è il nostro Tommy, di cui dobbiamo dire non forza Tommy, ma grazie Tommy adesso, perché è lui che ci sostiene in questo momento così triste e così delicato, con la sua solita col suo solito modo di fare un po'
non invadente ma umilmente, ci sembra di vedere il suo sorriso e il suo sguardo così amichevole in ogni situazione. Quindi grazie Tommy, grazie, siamo orgogliosi di te, di quello che ci hai fatto e quello che ci hai donato in questi purtroppo pochi anni. La forza straordinaria di una mamma insieme al figlio, e ci sarà una veglia nel liceo scientifico che Tommy frequentava, il dolore dei compagni e dei dirigenti scolastici. Vediamo. Come lo vuole ricordare? Beh, Tommaso era un ragazzo che non parlava molto, era un ragazzo che era molto essenziale nel suo modo di comunicare, però era un ragazzo molto attento alle cose che valevano nella vita. Un ragazzo molto concreto e direi anche un ragazzo buono. Con un sorriso il professor Giampaolo Carlesso ricorda Tommaso Fabris, il 17enne suo allievo che frequentava la quarta classe a indirizzo sportivo del liceo scientifico Jacopo da Ponte di Bassano. La sua scomparsa improvvisa, inspiegabile, incomprensibile, causata da una meningite fulminante, ha lasciato sconvolti tutti, compagni, docenti, collaboratori della scuola, una pena enorme. All'interno della sua classe il ragazzo era un elemento particolarmente positivo, un elemento di riferimento, una sorta di collante, e adesso insomma la classe ha visto questo punto di riferimento venire meno in una modalità semplicemente incomprensibile. I compagni di classe si abbracciano, hanno gli occhi lucidi di un pianto che non riescono a placare, per un dolore che non riescono ad accettare, a capire, e lavorano uniti più che mai, colorando cartelloni che vogliono esprimere il loro affetto per un amico, un fratello, come si legge tra le frasi scritte in quello che era il banco di Tommy, trasformato in un altare. Intanto il dirigente scolastico annuncia un momento di condivisione per ricordare Tommaso Fabris in programma nel cortile del liceo scientifico venerdì mattina. Un momento in cui tutti potranno dare idealmente il loro abbraccio all'amico e compagno portato via da un soffio di vento. Servizio di Vanessa Banzatto e purtroppo un'altra giovane vita stroncata nel sonno, in questo caso una rugbista 25enne, ed erano in 500 a portare la sua, erano in 500 durante il trasferimento del feretro nel campo di rugby di Silea. Vediamo. Tra due ali di folla nel campo sportivo del Silea Rugby, i compagni di squadra hanno portato a spalla il feretro di Alberto Chatail, dove è stato celebrato il funerale con rito laico. Centinaia, gli amici, studenti, la band con cui suonava, colleghi di lavoro e compagni di gioco a voler salutare per un'ultima volta Alberto. Qui in questo campo, oltre a giocare, allenava gli scoiattoli. Questa per lui era una seconda famiglia. Presenti alla cerimonia i genitori Rita e Frédéric. Il papà ha parlato in italiano e francese per rendere comprensibile i dialoghi ai parenti venuti da Marsiglia, sua città d'origine, che Alberto frequentava e amava. Non possiamo abbracciarvi uno per uno, vorremmo tantissimo, ma è materialmente impossibile. Allora facciamo così: ogni volta che ci vedrete in giro, qua ai campi, a Treviso, a Silea, a Jesolo, alla Ciotat, chissà dove, venite verso di noi e dite: per Alberto io c'ero, e ci abbracceremo. Un bacio a tutti. Emozione e cordoglio anche per il sindaco Rossella Cendron. La morte improvvisa e dolorosa di vostro figlio è un lutto che causa uno sconfinato dolore. Grazie Alberto, grazie per tutto quello che hai regalato alla nostra comunità. Ciao Alberto.
Stretti, ognuno vicino all'altro come in mischia, i compagni di squadra hanno preso la parola. Ti ricordiamo per la tua ultima meta che ci hai dedicato. Ora che hai passato la palla, ogni meta che faremo noi sarà per te. Grazie di tutto, Certi. Anche i piccoli che allenava hanno parlato. Promettici solo una cosa, che ovunque ti trovi adesso farai sempre il tifo per noi, come avresti fatto se fossi ancora qua. Ti vogliamo bene e ci mancherai tanto, i tuoi scoiattoli. Il tempo ne è passato! Il tempo ne è passato! E siamo ancora qua! E siamo ancora qua! E oggi come allora? E oggi come allora? Tifo la mia città! Tifo la mia città! Andiamo avanti con la cronaca. Negata la cittadinanza italiana al padre di Maryam Rehaili, la giovane che era fuggita di casa, ricorderete, nel 2015 per unirsi all'ISIS, ai terroristi islamici. Il sindaco di Arzergrande ha detto sono possibili pericoli per la sicurezza nazionale. Vediamo. Richiesta di cittadinanza negata dal Ministero dell'Interno a Redouane Rehaili, il padre di Maryam, la giovane fuggita di casa da Arzergrande, 19 anni, per andare a combattere in Siria a fianco dell'ISIS. Un fatto che il sindaco di Arzergrande, Filippo Lazzarin, commenta così. Da primo cittadino, autorità di pubblica sicurezza, apprendo e rispetto la decisione del Ministero dell'Interno di non concedere la cittadinanza a Rehaili, proprio per i possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. La decisione del Viminale è stata confermata anche dal TAR del Lazio, cui l'uomo aveva fatto ricorso, e motivata da possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Maryam lasciò nel 2015 la famiglia e la scuola, è stata avvistata nel 2018 in Siria ed è stata condannata in contumacia a 4 anni per terrorismo. La richiesta di cittadinanza del padre del 2017, il primo diniego del 15 febbraio 2022. Redouane Rehaili attualmente ha un permesso di soggiorno senza limiti rilasciato nel 2012 in quanto padre di famiglia con lavoro e casa di proprietà. Il sindaco Lazzarin aggiunge. Dobbiamo sempre ricordare che nel corso degli anni il padre più volte ha avuto contatti con la figlia. Allora, per una persona che richiede cittadinanza del nostro paese deve mettere al primo posto il rispetto della Costituzione e delle sue leggi e ovviamente anche delle decisioni del governo, da parte del governo. Quindi davvero sarà nei suoi diritti ricorrere, però al primo posto il rispetto delle leggi e delle decisioni. E operazione della Guardia di Finanza a Castelfranco per il falso Made in Italy. Sono stati sequestrati 85 sacchi di pellet e denunciato il responsabile del punto vendita. Il blitz della Guardia di Finanza è scattato nei giorni scorsi. Gli uomini delle Fiamme Gialle di Castelfranco Veneto hanno sequestrato in un supermercato della grande distribuzione 85 sacchi di pellet per complessivi 1275 kg riportanti indicazioni fuorvianti in relazione all'origine italiana della merce. Le confezioni del prodotto, pur riportando sul retro l'indicazione relativa alla produzione in Germania del biocombustibile, contenevano infatti vari elementi idonei a ingenerare nel consumatore la convinzione che quanto acquistato fosse di provenienza italiana. Infatti sul fronte e sui lati della confezione erano presenti loghi stilizzati ritraenti la penisola italiana avvolta da un nastro riportante i colori della bandiera nazionale e la dicitura pellet di legno per l'Italia. Denunciato alla Procura di Treviso il responsabile del punto vendita. È stato condannato per omicidio stradale l'amico alla guida dell'auto dove nel novembre del 2020 morì Sami El Fartas di soli 19 anni. A darne notizia lo studio che assiste i genitori della vittima. Vediamo. Era una domenica pomeriggio quel tragico 29 novembre 2020. Sami El Fartas, 19 anni di mira, viaggiava nella Peugeot 208 guidata dall'amico e coetaneo Tommaso Gallina, 19 anni all'epoca dei fatti di Pianiga. Sami morì tra le lamiere del veicolo uscito di strada in via Carpane a Vigonza. Tommaso fu gravemente ferito.
A 2 anni e mezzo di distanza davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, Tommaso Gallina, oggi 21enne, ha patteggiato la pena di 3 anni e 4 mesi per omicidio stradale con la sanzione accessoria della revoca della patente. Secondo quanto ricostruito nel corso dell'indagine, la piccola utilitaria avrebbe percorso un tratto pericoloso di strada a 88 km/h, il doppio rispetto al limite consentito di 40. Passiamo alla cronaca bianca. È fallito l'ennesimo tentativo di accordo tra medici di base e la regione, quindi i medici camici bianchi stanno organizzando uno sciopero. Vediamo. Abbiamo provato di tutto come FIMG, responsabilmente e con molta pazienza, di interloquire con la Regione. Ieri abbiamo avuto un incontro su nostra richiesta con l'assessore, abbiamo capito che abbiamo fatto pochi passi avanti. È muro contro muro tra Regione e i medici di famiglia aderenti alla FIMG, il 70% dei circa 3.000 professionisti veneti che dopo l'ennesimo nulla di fatto hanno deciso di passare all'azione. Ci si è promessi di ritrovarsi all'ennesimo tavolo tecnico per l'ennesimo documento. Ecco, questo gioco al massacro noi non ci siamo più, e quindi ecco perché lo stato d'agitazione che parte da oggi e che presume un'interruzione dei rapporti con la Regione e con le aziende sociosanitarie. Vogliono spiegare cosa accade a sindaci e cittadini. Non si parla ancora di sciopero per responsabilità nei confronti dei pazienti. Il rischio è la privatizzazione della sanità veneta. Dove si infilano tutti i soggetti privati, societari, società finanziarie, cooperative più o meno, associazioni, dove non c'è la gestione della sanità e il controllo di qualità anche di questi soggetti, c'è un mercato che è il contrario ovviamente della qualità e dell'appropriatezza. E sembra che questa sia una volontà regionale, perché tutti questi soggetti hanno campo libero, non hanno condizionamenti, non hanno controlli, offrono prestazioni anche surrogate che scimmiottano un po' la medicina generale. Tra i problemi la mancanza di medici di medicina generale. In Veneto, dati FIMG, sono stati banditi a concorso 701 posti, 377 sono quelli ancora vacanti, con punte del 76% nel bellunese. C'è questo grosso problema che riguarda un po' tutte le province, ma è particolarmente evidente in quella di Belluno, che sappiamo essere una provincia molto vasta, con popolazione sparsa, con la necessità che il medico di famiglia debba avere più ambulatori. 8.300.000 le prestazioni offerte ai pazienti nel 2022 solo nella provincia di Padova, ambulatori che non sono mai rimasti chiusi neppure in piena pandemia, con i medici che rivendicano l'appropriatezza delle loro prescrizioni, per cui ricevono un premio dalle ULSS a obiettivi raggiunti. Ci vengono anche retribuiti questi obiettivi, per cui non si capisce qual è la verità dentro questa situazione, perché o da una parte siamo inappropriati e altrettanto impropriamente la Regione attraverso le aziende ci riconosce dei soldi, oppure significa che non è vero che siamo inappropriati. È il problema delle liste d'attesa interminabili, ne ha parlato l'assessore Lanzarin, c'è un arretrato di visite specialistiche davvero molto pesante, e i pazienti si rivolgono ai medici privati. Il Codacons sul sentiero di guerra dice a questo punto le ASL siano loro a pagare quello che hanno pagato le persone costrette ad andare dai privati. Vediamo. Una battaglia legale, una sorta di class action sulle liste d'attesa. È un modulo per chiedere che le ASL venete rimborsino le spese sostenute rivolgendosi al privato anziché al pubblico, perché i tempi sono biblici. L'iniziativa è quella lanciata da Codacons Veneto assieme all'associazione Articolo 32, specializzata nella tutela del diritto alla salute. La piaga non è solo veneta. I dati forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato mostrano come in Italia la spesa sostenuta per prestazioni sanitarie private è passata dai 28,13 miliardi di euro nel 2016 ai 37,16 miliardi nel 2021, con una crescita del 32%.
e chi non può permettersi di eseguire visite e interventi presso strutture private è costretto ad attendere i tempi infiniti della sanità pubblica, rischiando di veder peggiorare le proprie condizioni con ripercussioni anche gravi sul fronte della salute. In Veneto, dati Istat del 2021, quasi il 10% delle persone che avevano bisogno di visite specialistiche o esami ha dichiarato di aver rinunciato per problemi economici o legati alle difficoltà di accesso al servizio. Chi non può attendere mesi per gli esami è di fatto costretto a rivolgersi altrove. Un inadempimento intollerabile per Codacons. Per questo è necessario che le aziende sanitarie rimborsino i costi sostenuti. Il modulo è disponibile nel sito dell'associazione. E parliamo di case di cura, ci sono aumenti dei costi di gestione degli istituti per anziani e poi ovviamente le ricadute sulle rette delle famiglie che devono pagare sempre di più, e ci sono altre emergenze in vista. Vediamo il punto della situazione con il presidente Uripa Veneto Roberto Volpe. Lo scenario che preoccupa un po' potrebbe essere l'impennata dei costi degli alimentari per effetto della siccità. Noi siamo grandi consumatori di verdure, consumiamo molta frutta e molta verdura, e se continua questo momento di siccità e i prezzi vanno come è normale, come è sempre capitato, alle stelle, questa non sarà un impatto come energia. Però ho la preoccupazione che rispetto alle nostre previsioni di bilancio lì avremo dei costi che vanno alle stelle. Il rischio è che questi costi vengano poi scaricati sulle rette a carico delle famiglie, come è avvenuto per il caro energia. L'aumento medio regionale è stato di circa 3 euro giornalieri, nonostante a livello nazionale sia stato erogato alle IPAB un contributo del governo di 5 milioni di euro. In questo momento credo che agli enti vada reso merito di essere riusciti a contenere molto le rette. Se voi ricordate, parlavamo di oltre 10 euro a febbraio-marzo. Io credo che gli amministratori e i direttori sono stati bravissimi a contenere le rette nell'ordine di qualche euro. Eppure per gli istituti per anziani c'è un altro problema ancora più rilevante rispetto agli aumenti dei costi energetici e che colpisce in particolare la provincia di Vicenza. Il più grande problema è la carenza di personale. E se guardiamo il panorama regionale, Vicenza sta pagando il prezzo più alto, perché Vicenza è proprio la provincia dove negli ultimi 3 anni non siamo riusciti a fare 7 corsi per operatori sociosanitari. Quindi Vicenza, oggi come oggi, nell'intera provincia mancano almeno 300 operatori, e questo è un grande problema perché sono la prima risorsa. Allora abbiamo un'altra diretta, parliamo qui con il nostro inviato della bretella dell'Albera, vediamo subito il collegamento. Federico Fusetti. Sì, buongiorno, siamo davanti alla prefettura di Vicenza, si è appena concluso un incontro che riguarda una delle opere pubbliche più importanti per la città e direi anche per la provincia, cioè l'Albera, questa bretella che dovrebbe togliere tutto il traffico da un quartiere che davvero soffre da tanti anni. Il vice sindaco Matteo Celebrone era presente per il comune, ma c'era anche il prefetto, c'era i rappresentanti dell'ANAS, insomma un incontro a vedere i presenti, questa volta significativo. Com'è andata? Sì, un incontro significativo, si può dire che vediamo la luce in fondo al tunnel. La data che ci è stata prospettata all'incontro di oggi è comunque alla fine del mese di maggio, e quindi diciamo che siamo prossimi all'apertura dell'infrastruttura, un'infrastruttura sicuramente importante aprirla, terminare i lavori, ma ho ribadito al prefetto che è altrettanto importante terminare tutte le opere di mitigazione, sicuramente le barriere antirumore che stanno in questi giorni lavorando, ma altrettanto importante la messa a verde, perché significa tutela dell'ambiente, significa tutela soprattutto dell'inquinamento, e i residenti che si troveranno lungo la nuova infrastruttura rischiano di soffrire, quindi un'attenzione particolare alla messa a verde. Controlleremo come amministrazione, però il dato importante di oggi è che finalmente abbiamo una data, e devo dire che l'impegno dell'amministrazione insieme alla prefettura, che si è fatta carico di questo tipo di problematica, grazie anche alla collaborazione di ANAS, finalmente porteranno alla luce, come si suol dire, un'infrastruttura richiesta e che per troppo tempo i cittadini di Vicenza hanno aspettato. Sì, va sottolineato che il comune non ha responsabilità diretta, perché questa è un'opera
penso si possa definire statale, cioè nel senso che non è locale. Da giornalisti quindi possiamo dire che la notizia di oggi è la data, cioè c'è una data. Sì, c'è una data, anche se il Comune di Vicenza, come giustamente è stato detto poc'anzi, non ha la responsabilità dell'opera, perché la stazione appaltante appunto è ANAS, ma con responsabilità ci siamo fatti carico anche e soprattutto ascoltando i cittadini, ma anche perché è nostro compito anche monitorare non solo la realizzazione dell'opera, ma monitorare anche l'apertura, perché comunque sappiamo essere un'infrastruttura stradale nuova che andrà ad impattare in quartieri che oggi non hanno traffico, e quindi massima attenzione anche ai cittadini che vedranno quest'opera, non solo a chi giustamente oggi gioisce, ma massima attenzione, ripeto, a tutti i cittadini di Vicenza. Non ci sono cittadini di Serie A o cittadini di Serie B, è il nostro compito come amministrazione di tutelare tutti. Grazie, sì, infatti dicevo non è responsabilità diretta, proprio per dire, nonostante questo siete stati comunque di fianco ai cittadini. Quindi insomma la notizia c'è, ovviamente approfondiremo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Intanto grazie, restituisco la linea allo studio. Grazie a Federico Fusetti, al vice sindaco di Vicenza Matteo Celebrone. Andiamo in pubblicità, poi parleremo di autonomia ed altro ancora, di quello che sta accadendo a Roma. Oggi la conferenza unificata per l'autonomia con la presenza del presidente Zaia. Avremo qui Roberto Grigoletto, Domenico Presti e Corrado Cortese. A tra poco, state con noi. Grazie. Di nuovo in diretta con Focus, sono le 13:02, c'è l'approfondimento in questa parte del telegiornale e oggi abbiamo pensato di partire dall'autonomia. Conferenza unificata a Roma, c'è il presidente Zaia, avevamo anche un titolo, se possiamo metterlo. Oggi Zaia a Roma per la conferenza unificata. Ne parliamo con Roberto Grigoletto di Azione. Buongiorno, buongiorno Grigoletto. Domenico Presti di Fratelli d'Italia. Buongiorno direttore, grazie. Grazie molte. Dovremmo avere, non so se è già collegato, Corrado Cortese di Più Europa. Eccolo lì, lo vedo. Buongiorno Cortese. Direttore. Buongiorno, grazie. Grazie a tutti voi per essere qui. Partiamo dall'autonomia, poi dovremo, io credo giustamente, andare anche su altri argomenti che stanno tenendo banco, anzi sono dei drammi, delle tragedie nel caso della strage di migranti sulle coste della Calabria, e non possiamo ovviamente non parlarne, ma partiamo dall'autonomia. Grigoletto, allora, conferenza unificata a Roma, i sindaci avevano esposto quelle che erano le loro riserve nei giorni scorsi, in particolare De Caro, che è il presidente dei sindaci dell'ANCI nazionale, ma adesso sembra che siano state emendate vari punti della prima bozza dell'autonomia, che è già stata la bozza che è già stata approvata in consiglio, in un preconsiglio dei ministri. Sì, e a me pare che questo rappresenti un po' la buona volontà del governo, del ministro Calderoli di portare in porto questa riforma. Io anche altre volte, anche qui ospite suo direttore, l'ho ripetuto, credo che non ci fossero più pretesti, anzi diventava addirittura un alibi non arrivare, soprattutto quando si sono vinte le elezioni e si è andati al governo, per non fare appunto l'autonomia. È positivo che abbiano raccolto certamente le indicazioni e le osservazioni da parte dell'ANCI, da parte dei sindaci, perché si parla di autonomia e quindi si deve parlare di comuni, sono loro i primi, voglio dire, in trincea, e credo che sia un'occasione questa che, come dire,
è un po' l'ultimo treno, insomma, no? Quindi o lo si prende adesso oppure si può derubricare anche questa autonomia a ciò che è impossibile da realizzare. Io ho delle perplessità sull'autonomia, ne ho, dall'energia alla scuola e a quant'altro, però penso anche che come hanno fatto anche alcuni esponenti del Partito Democratico, che subito hanno condannato la bozza appena letta, no? E quindi hanno già fatto un processo alle intenzioni, hanno già previsto questo è un po' anche il limite, perché li conosco, perché li ho frequentati, il limite un po' di certa sinistra, no? Di avere poi la sfera di cristallo e vedere già tutto e sapere già tutto come andrà. Io invece sarei più cauto su questo, più prudente, direi vediamo che cosa si riesce effettivamente a realizzare. Certo, era un appuntamento ineludibile e quindi credo che sia giusto ora che si misurino alla prova dei fatti coloro che hanno per anni e anni e anni sbandierato questa autonomia. Allora, il ministro Calderoli ovviamente la sta portando avanti, cerca di accelerare in tutti i modi. Sentiamo cosa ha detto recentemente, vediamo. L'atteggiamento da parte di alcune amministrazioni centrali che non hanno proprio la mentalità e la cultura dell'autonomia, per cui qualunque cosa possano fare, non dico per favorire, ma per girarsi da un'altra parte lo fanno, e quindi difficoltà nella realizzazione delle norme di attuazione. Sono stato presidente della Commissione dei 6, l'ho vissuta in prima persona, nonostante avessi un percorso politico che mi poteva far dialogare direttamente con queste amministrazioni. Difficoltà che vengono da troppe impugnative. In questo scorcio di legislatura però siamo riusciti a ridurre fortemente le impugnative davanti alla Corte Costituzionale, e da numeri elevatissimi di impugnative siamo passati su 203, 199 non impugnative e 4 impugnative, che però potrebbero essere risolte prima di andare di fronte alla Corte. Ho sentito da parte del Presidente Kompatscher, con cui avevamo già parlato in precedenza, che avrebbe promosso l'iniziativa degli adeguamenti di quegli statuti di cui si è parlato dal 2001, ma che poi non si è mai realizzata. Tra l'altro un problema, Domenico Presti, è quello delle regioni che hanno già lo statuto speciale, che temono di essere in qualche modo penalizzate, e poi i sindaci in particolare del Mezzogiorno, che hanno sollevato molti dubbi. Qualcuno parla ancora, non solo i sindaci, anche i governatori, in particolare De Luca ha parlato ancora di secessione dei ricchi. Ma secondo me non sarà un'autonomia probabilmente simile a quella che c'è in atto, direttore, è quella che conosciamo appunto della regione siciliana, il Friuli e il Trentino. Penso sia una roba, o la Valle d'Aosta, da pensare. Sono situazioni diverse, tant'è che mi pare che si sta discutendo comunque molto per quanto riguarda gli aggiustamenti, come diceva il Calderoli. Ovvio, direttore, che a sud chiaramente c'è una parte che resiste. Non dimentichiamo che abbiamo avuto sia regioni che comuni in dissesto finanziario, e non una volta ma tantissime volte il governo è dovuto intervenire per andare a sanare le casse e i bilanci di questi comuni. Quindi io credo che ci sia un po' questo timore, perché alla fine loro temono che magari non potranno più forse allegramente gestire in qualche maniera comunque il denaro pubblico, perché lì o sei virtuoso o sei attento a come gestisci le risorse che i cittadini ti danno per amministrare, oppure veramente comunque vai a casa, o se non addirittura dovrebbe andare davanti, non davanti alla Corte dei Conti, ma davanti a un giudice del penale, perché non può essere che puntualmente se noi sforiamo, direttore, qua la Corte dei Conti a noi controlla tutto quanto. Io la cosa che non capisco è perché ci debbano essere più pesi e più misura sulla stessa nazione, perché quello che qui va fatto in maniera ligia, in maniera precisa e puntuale, non può essere fatto anche in altre parti del paese, laddove io
qui sbaglio ad amministrare il soldo pubblico e quindi faccio un qualcosa che non va, la Corte dei Conti mi manda il conto da pagare a me e alla Giunta, perché non debba essere fatto lo stesso discorso in altre parti del Paese, invece che lo Stato debba intervenire ogni volta e buttare, rimbiguare le casse di questi comuni. Mi viene a pensare, comunque io vengo dalla provincia di Catania, Catania più di una volta è andata in dissesto, abbiamo una Calabria che non presenta dei bilanci, cioè abbiamo di quelle situazioni assurde, paradossali, con un paese che va a più velocità. Quindi io auspico che anche i sindaci e i governatori del Sud capiscano che il paese, se vuole tornare comunque a competere e a crescere, ha bisogno di un cambio di passo. Ecco, Corrado Cortese, spesso si evocano paesi in cui c'è già il federalismo, insomma, no? C'è già stata una riforma che funziona da decenni e dove le cose, cioè non è che ci siano per esempio negli Stati Uniti stati che prevaricano, insomma ovviamente c'è il Congresso, però ogni Stato poi ha una propria autonomia finanziaria, fiscale, non soltanto. Perché è così dura, secondo lei, in Italia arrivare a un cambiamento di mentalità di cui parlava prima Calderoli? Beh, allora, innanzitutto è dura perché per la modalità con cui siamo nati come nazione, è dura dal punto di vista di questo approccio e ovviamente lei ha usato il termine giusto, una cosa è l'autonomia, una cosa è essere federati. Cioè un conto è essere federati e un conto è avere l'autonomia. Lei diceva giusto appunto l'esempio della Germania, che è una federazione, la federazione presuppone anche dei criteri di responsabilità, diciamo che la centralità di Roma ha sempre ostacolato l'approccio all'autonomia. E non dimentichiamo, direttore, perché lo ripeto spesso da lei, che ovviamente il primo nemico di questa autonomia perché venga raggiunto sarebbe ed è il segretario attuale della Lega, perché il segretario attuale della Lega porta tra le diverse responsabilità politiche proprio non averlo sostenuto nei governi in cui era al 30, 40, 35% nei sondaggi, quando sedeva al Viminale. Questa riforma Calderoli ha sicuramente dei pregi e dei difetti. A mio avviso, dicono i costituzionalisti, che ha un'impostazione un po' non aggiornata al 2023 e quindi ovviamente per le norme statali è complicata a raggiungerla. Sono d'accordo con quello che dicevano i gentili ospiti relativamente ai fallimenti. Ricordiamo l'eccezionale, e ovviamente sono ironico, sindaco di Napoli che ha portato 2 volte al fallimento della città di Napoli, quindi non sto parlando di un piccolo comune che comunque sarebbe grave. Quindi è congenita, ovviamente non dobbiamo avere l'autonomia per creare un altro Stato che sia solo a Venezia, lo ricordo anche per quanto riguarda le altre regioni. L'autonomia dovrebbe, l'essere federati dovrebbe presupporre anche una fiscalità e una responsabilità. Vediamo l'esempio direi ottimale del Trentino Alto Adige, però le maglie parlamentari, il lavoro politico che poteva essere fatto precedentemente, a mio avviso lo vedo difficoltoso adesso. Non c'è un grande ottimismo su questa cosa qua, sui tempi, direttore, soprattutto sui tempi. Aspetti migliorativi, certo, noi siamo per essere federati, ma sui tempi ovviamente l'accordo deve essere politico, si passa da accordi politici. A quel tempo forse c'era meglio questa cosa qua. Sono d'accordo con quello che dice il governatore Zaia relativamente al fatto che deve essere spiegata che l'autonomia non è solo l'autonomia delle regioni del nord, ma è un'indipendenza anche di alcune regioni virtuose, non ultima la Puglia, ovviamente quando si ha a che fare con governatori che pensino o ragionino in maniera aggiornata al 2023 e non retrodatata. Ovviamente è un chiaro riferimento al governatore emiliano. Chiarissimo. Allora cambiamo argomento, vi dicevo andiamo sulla strage dei
Migranti, pensate che negli ultimi 10 anni sono morte 10.000 persone nel Mediterraneo, 28.000 persone, chiedo scusa, nel Mediterraneo. L'ennesima strage di migranti, l'omaggio di Mattarella oggi alle vittime a Crotone, la folla che urla giustizia, ha convalidato il fermo del presunto scafista minorenne, e vedete qui il Presidente della Repubblica davanti alle bare nel Palazzetto dello Sport di Crotone. C'è ovviamente in corso uno scontro durissimo tra la Meloni e la Schlein, in particolare la neosegretaria del Partito Democratico, che ha chiesto le dimissioni del ministro degli Interni Piantedosi, è accusato di non avere fatto soccorrere questi uomini, queste donne, questi bambini su un caicco al largo della Calabria, e ha detto si potevano salvare, e quindi lei non ha dato questo ordine, e per questo e per le cose che ha dichiarato, cioè che chi parte lo fa sapendo che va incontro a mettere a repentaglio la vita dei figli, e anche per questo la Schlein ha chiesto le dimissioni di Piantedosi. Allora, Piantedosi il Ministro dell'Interno poi ha in qualche modo ritrattato, ma ha effettivamente confermato quello che ha detto. Ha fatto una retromarcia molto dubbia e discutibile. Ha chiesto di non essere giudicato sulla base delle parole che aveva pronunciato, ma sono state parole molto chiare e purtroppo davvero gravi. Io ho una posizione per cui è vero, ci sono delle normative, è vero, c'è una legislazione, è vero, ci sono dei trattati. Personalmente io penso che le ragioni umanitarie, ma questo è il mio sentire, debbano prevalere sempre, perché quando ci sono persone, bambini, ma comunque persone che rischiano la vita, occorre intervenire. Io credo che al di là delle leggi, al di là dei trattati, sia prioritario l'intervento e l'aiuto in mare in questo caso. Detto questo, lei già accennava, direttore, allo scontro politico. Certo. Ecco, a me un po', devo anche essere sincero, è piaciuto poco la reazione della Schlein appena eletta segretaria del Partito Democratico. Sì. Insomma, dalla Schlein ci si attendeva un segnale, doveva subito dare un segnale che lei è di sinistra, come se gli italiani non si fosse capito. Sapesse. Ecco, non mi pare che sia più evidente, basta soltanto che suoni la bandiera rossa, ma anzi la stanno già suonando, credo. Ma al di là di questo, dico, ha dato questo segnale, voglio dare questo segnale. Ecco, a me in queste occasioni, davanti a questi morti, davanti ai quali appunto questa mattina il Presidente Mattarella è andato a rendere omaggio, io dico che non ci possono essere delle strumentalizzazioni politiche, e io credo che la Schlein abbia strumentalizzato un grave fatto. Posso essere d'accordo sul fatto che il Ministro abbia sbagliato, si possono anche chiedere le dimissioni, ma non si faccia di questo atto una propaganda, perché per me è stata pura propaganda da parte della Schlein, appena eletta segretaria del Partito Democratico. Domenico Presti, c'è anche la questione ovviamente delle ONG, la polemica sulle ONG, il giro di vite che ha dato il governo per rallentare il flusso dei migranti, sostenendo che le ONG favoriscono le partenze, no? Il centrodestra dice se i migranti sanno che ci sono delle navi al largo della Sicilia e della Calabria, partono. Se sapessero che non c'è nessuno pronti a salvarli, allora non partirebbero più per ridurla E adesso le ONG tra l'altro possono arrivare in Italia soltanto avendo fatto un salvataggio e non più salvataggi, e devono fare sbarcare i migranti in porti del centro-nord, quindi abbiamo visto La Spezia, abbiamo visto Ancona, Civitavecchia, no? Però i migranti continuano ad arrivare e quello che è successo davanti alle coste della Calabria lo dimostra. Guarda, io intanto vorrei spezzare una lancia per il ministro Piantedosi, che per me è un ottimo ministro degli interni, ma credo che un ministro non si assume la responsabilità di far morire le persone a cuor leggero, quindi a mio avviso il meccanismo di soccorso, come appunto è stato dichiarato,
da Frontex se non è stato allertato, quindi è ovvio che se non c'era un SOS, non c'era un'allerta, nessuno andava a raccogliere queste persone in mare, quindi la tragedia purtroppo si è consumata. Ma credo il direttore, qui ci siamo accorti, io l'ho detto anche altre volte, secondo me i morti realmente sono molti di più, direttore, di questi, perché ci sono anche quelli che muoiono lungo il tragitto, che passano dai paesi dove partono, muoiono lungo la strada prima ancora di arrivare in mare. Quindi il problema principale è che, come ha lanciato un allarme che non è il primo, che l'Italia lancia, adesso la Premier Meloni ha scritto all'Europa, ci hanno lasciato da soli in questi anni, ci continuano a lasciare da soli perché è un problema che va affrontato a monte. Noi stiamo vedendo che ci vogliono 8.000 euro per venire qui da noi, quindi questi signori qua che partono come secondo un sogno, alla fine si dissanguano per venire qui e ahimè trovano anche purtroppo la morte anche in mare. Perché non intervenire come, visto che dovremmo essere gli Stati Uniti d'Europa, che non so quando diventeremo questo tipo di paese noi, no? Un po' come l'America. Quindi dovremmo essere noi a farci parte dirigente, a andare nei paesi dove queste persone partono e fare una scelta di portarli qui a lavorare in base al fabbisogno che noi abbiamo e soprattutto dare dei soldi a quegli stati perché cercare di sviluppare comunque anche qualcosa che possa farli vivere anche un po' in maniera più decente, perché loro arrivano qua pensando di trovare qui il ben dei godi, ma in realtà sappiamo poi che non è così. Basta vedere i numeri che ci sono in Italia e non solo, ma in Italia in maniera particolare, ci sono intere zone, interi quartieri che sono gestiti da questi signori che arrivano qui, che spacciano, che rubano, che uccidono, che ne fanno di ogni e addirittura non puoi più neanche entrare perché sono padroni loro di alcune zone dei paesi o delle città dove sono insediati e lo Stato purtroppo in questo non ha fatto un accidente per far sì che questo comunque non solo continua, ma prolifera sempre di più e crescono sempre di più i numeri di questi che arrivano comunque vanno per strada, non vengono qui per lavorare, perché c'è una fetta di persone che viene qui per lavorare, ma una gran parte viene qui per delinquere e i numeri lo dicono apertamente. Quindi è inutile che comunque noi ci prendiamo una colpa, direttore, noi siamo colpevoli di cosa? Che colpa abbiamo noi? Perché viviamo in Italia? E noi accogliamo, mi pare comunque che noi siamo anche tanto troppo generosi a volte con persone comunque che arrivano da altre parti del mondo, quindi non possiamo accusarci che non aiutiamo. Io, secondo me, ritengo che non ci sia una responsabilità del Ministro degli Interni in tutto ciò, non ci sia una responsabilità politica di questo governo perché questo fenomeno qua va avanti e non è solo nostra la colpa comunque di noi italiani e dobbiamo aspettare comunque ogni volta che c'è qualcosa di dire al Ministro che si dimetta. Secondo me la Schlein è partita male perché appena eletta, invece di pensare a unire i problemi che ha il PD, che sono ormai comunque problemi molto molto pesanti e gravi, che innanzitutto comunque non si occupa, il PD non si occupa più dei problemi degli operai, della classe operaia, ma si occupa, tanto basta vedere comunque che chi lo guida oggi è figlio di un miliardario, quindi si occuperà dei problemi delle lobby e dei ricchi di questo paese, quando invece mi ricordo che il PC, quando ero ragazzino, pensava agli operai, quindi pensasse comunque alla classe operaia e a che ha bisogno e non di mandare a casa un ministro che tutto sommato fa un ottimo lavoro per il paese. Allora, avete visto le immagini del Caicco, proprio quella era la stiva con i migranti, uomini, donne, bambini, ce n'erano pare più di 100, un Caicco è una barca che si usa per escursioni turistiche davanti alle coste turche, in genere ci stanno 20-25 persone al massimo, quindi è davvero una follia affrontare un mare che poi è diventato un mare in burrasca davanti alle coste della Calabria. Cortese, però la questione è sempre questa, ogni Presidente del Consiglio va a battere i pugni in Europa, ci sono si annunciano accordi di massima con la Germania, con la Francia, con altri paesi europei per la redistribuzione, poi non cambia niente, è questo. No, è cambiato qualcosa dopo una simile strage nel 2016, quando la Premier Meloni chiedeva l'incriminazione dell'allora Premier Matteo Renzi.
È cambiato perché c'è stata la missione Mare Nostrum. Il resto tocca all'Europa e tocca a noi italiani spingere per modificare il Trattato di Dublino, come siamo riusciti a modificare tante altre cose, quale l'acquisto di vaccini in sede europea, la difesa e l'invio di armi dal punto di vista dell'Europa in maniera organizzata. Però mi faccia fare una precisazione, direttore. Sì, prego. Perché la Schlein è arrivata dopo di noi. Chi ha chiesto in maniera puntuale e concreta, e non siamo certamente figli di miliardari, le dimissioni del ministro Piantedosi, le cui dimissioni non sarei così sicuro che non avverranno, è stato il nostro nuovo segretario Riccardo Maggi in commissione ieri. Invito tutti a vedere l'estratto che dura pochi minuti, in cui ha chiesto esplicitamente, non si tratta solo di una cosa umanitaria, direttore e gentili ospiti e gentili telespettatori, si tratta di rispettare o meno la legge e gestire o meno la legge. Il giro ospite di Fratelli d'Italia ha detto, si è lasciato dire un lapsus freudiano dicendo che il ministro certamente non a cuor leggero fa morire le persone. La prima obbligo di un governo è proteggere le persone. La differenza che abbiamo chiesto esplicitamente noi di Più Europa, e noi abbiamo chiesto le dimissioni, non la Schlein. La Schlein ci è venuta dietro. Riccardo Maggi ha chiesto in commissione se questa operazione era un'operazione di polizia o era un'operazione di recupero di soccorso. Secondo la SAR è un'operazione di recupero. Direttore, questa è la differenza di legalità totale. Se c'è stata da parte di Salvini e di Piantedosi, che comandano la Capitaneria, perché non la pensa così il capo della Capitaneria di Crotone, lui dice che potevano essere salvati e che hanno ricevuto l'ordine di non intervenire. Questo dice il capo della Capitaneria di Crotone. Vado a concludere velocemente. Qua è tutto il succo non della soluzione dei problemi futuri, del fatto se Piantedosi può stare al Viminale o non può stare al Viminale. Secondo noi non è capace di fare questo tipo di mestiere, perché l'operazione non era un'operazione di law enforcement, quindi non è che arrivano degli immigrati e c'è un'operazione di polizia. Era a poche miglia dalla costa, a 500 metri dalla costa. L'aereo SAR dice: vedo una persona che guida la barca e sotto c'è un caldo termico, vuol dire che ci sono tante persone, e la battigia, il livello della barca era molto basso. Perché annoio con queste cose? Perché la differenza sta tutta dal punto di vista non di umanità, come ha detto il gentile amico del terzo polo, a cui ricordo che non c'è un posto sbagliato dove essere liberal democratici, c'è solo un posto: essere liberal democratici in qualunque settore politico. Mi accaloro perché siamo stati noi e che noi arriveremo al punto da far dimettere Piantedosi. Ovviamente grazie a Fratelli d'Italia, non gentile l'ospite, in cui Fratelli d'Italia ovviamente coglierà l'occasione e l'occasione di regolare determinati conti. Ha già in campo la nomina del nuovo capo della polizia che non piace a Salvini. E concludo, quindi la domanda è: il ministro Piantedosi ha rispettato la legge in questa gestione? Ha applicato un'operazione di polizia a una cosa che invece era recupero di corpi? Secondo la Capitaneria e secondo la SAR era un soccorso in mare. C'è una differenza, direttore, totale tra migranti e naufraghi. Questi erano naufraghi. Dopo i controlli avvengono dopo. Il ministro non ha risposto, il ministro è inadeguato. Allora, questa è la posizione della Schlein e anche di Più Europa. È prima nostra, direttore, è prima nostra. Sì, va bene. Andiamo in pubblicità e poi abbiamo proprio pochissimo tempo per chiudere. A tra poco, grazie. (13:31) dobbiamo chiudere. Grazie per essere stati con noi. Ringrazio in particolare Roberto Grigoletto del Terzo Polo a Treviso. Grazie Grigoletto. Domenico Presti, ex sindaco di Arcade, Fratelli d'Italia. Grazie dottore, buongiorno. Grazie molto sindaco, e grazie a Corrado Cortese di Più Europa, portavoce di Più Europa, se non ricordo male, no? Portavoce regionale di Più Europa, certo. Regionale di Più Europa. Grazie molte a Cortese. In regia questa mattina Italo
Morao e Renato Capoia. Ci vediamo domani a mezzogiorno in punto con Focus TG, stasera ovviamente alle 21:15 Focus. Grazie, buona giornata. Grazie.